La squadra mobile di Padova ha sgominato una banda di 4 albanesi specializzata in furti in abitazioni, fermata con un blitz a Mogliano Veneto, nel Trevigiano. 4 le persone denunciate, di cui 2 arrestate. Le indagini sono partite da 2 furti a Padova il 9 e 20 gennaio, bottino, numerosi monili d'oro e altri preziosi. A mettere gli investigatori sulle tracce della banda una pettorina arancione di quelle usate nei cantieri edili e indossata da uno dei ladri in entrambi gli episodi. Successivamente è stata individuata anche l'auto usata in uno dei colpi, le cui tracce hanno portato a scoprire il covo dei malviventi in una casa affittata da alcuni mesi a Mogliano Veneto. Scattati gli appostamenti e i pedinamenti, gli uomini della questura hanno identificato tutti i componenti della banda, fermati con un blitz all'alba. È stata recuperata refurtiva proprio dei furti commessi in abitazione qui a Padova e della particolare efficacia ed efficienza delinquenziale di questa cellula, addirittura una smerigliatrice che viene utilizzata per forzare le cassaforti, arnesi atti allo scasso, quindi a riprova di un gruppo professionale. Uno dei malviventi, 45enne, ha esibito un documento falso che fino a quel momento gli era servito per sfuggire agli arresti domiciliari cui era sottoposto da agosto 2024, tagliando anche il braccialetto elettronico adottato dal Tribunale di Treviso per altri furti nella Marca, ed è finito così in carcere. Un complice, 43enne, che al momento del blitz indossava il gilet arancione, aveva già numerosi precedenti per furti in abitazione in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Un terzo albanese di 35 anni, anch'egli già noto per furti in case, era l'intestatario dell'appartamento ed era in possesso delle chiavi di un'auto a noleggio parcheggiata davanti all'abitazione, nella quale sono stati trovati gioielli in oro, alcuni orologi rubati, oltre a uno smerigliatore elettrico, guanti e altri attrezzi. L'ultimo della banda, un 35enne, è stato arrestato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Venezia per droga. La squadra mobile sta ora rivisitando investigativamente tutti i furti che sono avvenuti in quel periodo per vedere una eventuale riconducibilità a questa banda. E il dato che emerge: si tratta, anche a dicembre sequestrammo parecchi, ripeto, monili in oro, denaro contante, circa 50 furti accertati, e poi prevalentemente la questa refurtiva prende la via, diciamo, dell'est Europa per quanto concerne poi i canali di ricettazione e di riciclaggio.